Buonasera amici di Matto Scacco, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere quello che forse è il sacrificio di regina più spettacolare di sempre ad opera di Magnus Carlsen. Prima di cominciare ad analizzare la partita, ti ricordo che da lunedì, questo lunedì, inizia la settimana del Black Friday su Matto Scacco. Tutti i videocorsi saranno scontati del 30%, tutte le scacchiere, tutte saranno scontate del 15% e tutti i libri e manuali saranno scontati del 10%. Andate su Matto Scacco e trovate tutto, trovate anche, lascio il link in descrizione con tutte le info che dovete sapere. Ma adesso partiamo subito. Allora, questa partita arriva dal Freestyle Chess giocato a Parigi nel 2025 e siamo in questa posizione dove Carlsen ha un vantaggio di materiale pari a +2 e sembra anche che Carlsen, che sta giocando coi neri, che abbia sotto tiro un po' dei pezzi del bianco. Mossa al bianco, che ovviamente ha, come ci sto evidenziando adesso, un attacco su B7. Intanto mi scuso per i colori della scacchiera, magari non sono i più carini di sempre, ma questi sono predefiniti di chess.com e non si possono cambiare, quindi ce li teniamo. Ti darò una mano ad esaminare al meglio questa posizione. Dicevo, c'è una pressione a raggi X su B7, ma adesso mossa al bianco che, avendo sotto vari pezzi, decide di giocare torre in C1, la mossa migliore possibile. Torre C1, oddio, qui sembra che veramente ci sia un pezzo completamente gratis che può essere magari catturato di pedone, può essere catturato di donna, non so, un cavallo di 2 era interessante perché liberava il raggio d'azione della torre, difendeva la torre, però si è visto che non portava poi a grandissime continuazioni dopo re di 7, poiché non ci sono scacchi e modi per continuare in maniera troppo facile la partita. Per questa ragione Rapport su questa posizione decide di giocare torre C1, una mossa veramente da visionari, e qui Carlsen cattura con la donna. Forse era più interessante la cattura di pedone, no? Poiché permetteva un eventuale cambio di donne, una semplificazione, ma qui il vantaggio è molto chiaro, ma arriva donna C5. Rapport sacrifica il suo cavallo perché vede questo attacco di matto. L'unico modo per parare questo attacco di matto, torre di 7, ma dopo torre di 7 il bianco può forzare la patta, ripetizione di mosse. Ora l'unico modo che ha il re nero per difendersi è interporre nuovamente la torre e quindi riminacciare ancora matto in questo modo. Quindi, tornando indietro di qualche mossa, su torre C1 Rapport aveva già visto la forzatura di patta, quindi voleva pattare contro Carlsen, ma ovviamente, quindi arriva a torre di 7, scacco, unica difesa, torre di 8, arriva di nuovo la minaccia di matto, ma a questo punto il motore consiglia come prima scelta torre di 7, quindi di andare così a ripetizione e rassegnarsi per pareggiare questa partita, ma non è nella mentalità di Carlsen. Carlsen sa che può vincere contro Rapport anche sacrificando la regina, e se arriva donna C3 sacrificio di regina, perché Carlsen sa che può vincere questa partita. Ditemi voi se questa è una mossa normale contro un giocatore che ha più di 2700 punti. Ebbene, Rapport si prende questa regina e arriva D per C3 e donna per C3. Facciamo un attimino un'analisi della situazione. Abbiamo un alfiere a testa per entrambi gli schieramenti e in blu ti ho evidenziato, diciamo, quello che dovrebbe essere il compenso del nero, quindi torre e cavallo e pedone passato contro donna. A livelli nostri, mi metto sempre in mezzo, a livelli intermedi nostri, il giocatore con la donna vince 10-0, ma non a livelli altissimi. A livelli alti la superiorità numerica dei pezzi vince contro la qualità del pezzo, quindi torre 5 punti, cavallo 3 punti, pedone per un totale di 9 punti, regina vale anche 9 punti, ma vince la superiorità numerica. Perché? Perché i grandi professionisti sanno esattamente come coordinare alla perfezione questi pezzi, e andiamo a vedere come Carlsen decide di giocarsi questo finale. Arriva alfiere G7 per Carlsen, alfiere F2, torre D5, arriva il primo attacco sul pedoncino in E5,
Donna in A3 per prendersi il pedone passato, ma ora B5. Guarda come la torre è sostenuta, il cavallo sostiene, i pedoni si sostengono a vicenda, tutto ben tenuto. D4, ovviamente l'alfiere può all'occorrenza anche andare a dare una mano, torre D8, per permettere anche cose di questo tipo. Donna in C1, re B7. Anche il re è un pezzo, quindi questo re si porta un pochettino anche nei pressi dei propri pedoni e ovviamente si toglie dall'inchiodatura. Donna per G5 con ovviamente molteplici attacchi, e qui il motore mostra punto di domanda. Ovviamente è molto difficile vedere in partita con una trentina di secondi, qui entrambi i giocatori sono sotto il minuto, quindi ogni decisione va presa piuttosto in fretta. E qui il motore vede che questi due pedoni, se la regina si toglie dal settore dell'ala di donna, possono diventare inarrestabili. Ma che cosa vede Rapport? Rapport dice: io come minimo adesso mi piglio un alfiere, mi prendo una torre, poi a quei pedoni c'è tempo di pensarci. Tuttavia l'alfiere del bianco è un po' ingolfato, quindi deve fare un po' di manovre per correre alla difesa. La mossa migliore ovviamente era quella di cercare di rimanere a difesa dei pedoni, ma arriva appunto donna per G5, arriva A3, quel pedone è a sole 2 caselle dalla promozione, e andiamo ancora avanti e arriva donna per D8. Rapport decide, crede nel materiale e si prende la torre, permettendo al pedone di arrivare in A2. Ero col pedone praticamente inarrestabile. Secondo motore, che cosa avrebbe dovuto giocare? Sarebbe dovuto tornare in difesa con donna D2. Donna D2 impedisce la spinta in A2, per esempio qualche continuazione, alfiere in F8, H4 del bianco, torre in A8 per supportare questo pedone e donna che va a bloccare. Tuttavia non è sufficiente, poiché arriva il cavallo in questa bellissima casa D5 che può sicuramente andare a intromettersi, far andare via la donna, il pedone comunque riuscirà a spingere. Ma dunque in questa partita arriva donna per D8, che abbiamo detto che permette A2, e la regina del nero è praticamente assicurata. Arriva re in G2 per evitare lo scacco e regina. A questo punto siamo in una situazione dove sembra che il nero abbia un pezzo in più. Donna D7, andando a attaccare un po' di pezzi, alfiere H6, molto materialista in questa partita Rapport, e arriva donna C1 per tenere il proprio alfiere che è minacciato, spinta in D5 anche per aprire il raggio d'azione all'alfiere, e per D5 si crea così un altro pedone passato, ma anche il bianco ha il pedoncino pronto ad andare via, e 6. Ed ecco l'ultima risorsa offensiva del bianco. Se il bianco riesce a portare quel pedone a promozione, ovviamente la sua partita cambia tantissimo. Donna F4, qui Rapport spinge subito questo pedone in E7, notando che c'era questa possibilità di attaccare il pedone G4 con scacco, ma la verità è che Carlsen voleva giocare donna in E4 con scacco, forzando il cambio delle donne e portando la partita ad uno stato molto più leggero con meno tensione. Arriva il cambio e ora la situazione è questa. Carlsen si ritrova con un pedone B passato, pronto ad andare a promozione, il pedone invece in E7 del bianco è tenuto dal cavallo. Come andrà a finire la partita? H4, ed ecco un'altra risorsa, altri 2 pedoni passati pronti per andare a promozione. Alfiere G7, G5, questi pedoni vengono spinti per cercare di toccare l'ultima traversa, il re si avvicina per cercare di dare anche una mano, no, nelle retrovie, H5, re in D7 attaccando il pedone, H6 scacciando l'alfiere, alfiere in C3 che rimane ovviamente in questa diagonale per dare uno sguardo alla promozione. Alfiere in C5 tenendo il pedone, cavallo in E6, attacco doppio, e dopo G6 ovviamente qui sarebbe stato abbastanza inutile prendersi questo alfiere, altrimenti il bianco sarebbe andato a promozione. Carlsen gioca la mossa corretta, che è lo scacco, e mi prendo uno dei 2 fortissimi pedoni passati, e adesso addirittura ti attacco anche su E7, re in E3, B4, forse qui diciamo il modo migliore per smettere di avere pensieri era catturare qui, ma Carlsen gioca B4, re per E4, B3, e anche il nero è pronto ad andare a promozione, re in D3, alfiere in H8, andando a bloccare la casella di promozione di questo pedone. Re D2,
Cavallo per 7, sembra che il bianco abbia la partita in mano, lo conferma anche questa barra di valutazione che è colorata quasi interamente di nero, ma qui dopo RC1 il giocatore più forte al mondo di scacchi commette un errore madornale. Tu dici, ma come si fa a commettere un errore madornale in questa posizione? Arriva cavallo di 5. Cavallo di 5 è una mossa che permette una manovra difensiva e offensiva del nero devastante, del bianco devastante, quella di andare sulla casella F8, poi andare sulla casella G7 e andare così matematicamente a promozione, o comunque guadagnarsi l'alfiere. La mossa corretta, invece, da motore, ovviamente ripeto, qui avevano meno di un minuto a testa, era cavallo G6 che impediva al bianco di fare questa manovra. Quindi finché il cavallo era in G6, l'alfiere non avrebbe potuto andare in F8 per svolgere questa manovra. E qui poi la partita, vado molto velocemente, sarebbe continuata in questo modo. Qui il bianco prova a riproporre questa manovra, ma qui addirittura arriva lo scacco matto in poche mosse e il matto alla prossima. Dicevamo che Carsten invece gioca a cavallo D5 permettendo questa manovra che a rapport sfugge e gioca alfiere in A3. Questa era l'ultima possibilità di provare a tenere la partita, anzi qui la partita sarebbe finita in parità, perché per esempio su alfiere F8, insomma qualsiasi mossa da parte del nero, qui arrivava alfiere G7 e qui forse l'unico modo era mettere il cavallo in F6 per tenere la casa di fuga in H7, ma dopo H7 qui il Carsten può anche provare a non perdere subito l'alfiere giocando un'intermedia scacco e poi a prendere il pedone, ma arrivati a questo punto, anche se il nero ha un pezzo in più, questa è una situazione di patta teorica, non si può si potrebbe anche vincere questo finale, ma non a questi livelli. Quindi A3 anziché alfiere F8 è stato l'errore madornale e quindi vediamo come prosegue questo finale, ovviamente a favore del nero, che adesso crea quello che viene chiamato, ovviamente già con la coordinazione alfiere e pedone, c'è quella che viene chiamata la barriera, c'è proprio una lezione sull'Accademia di Mattoscacco sulla barriera, una lezione molto lunga, da durata di circa mezz'ora, su come si costruiscono le barriere, che sono quelle caselle dove il re avversario non riesce ad andare avanti. E qui ovviamente adesso anche con l'aiuto del re la partita finisce. Andiamo avanti ancora di qualche mossa e qui alfiere G7. Ecco qui diciamo Rapport prova il tutto per tutto, che è alfiere F6, una mossa bellissima. Se Carsten avesse abboccato questo tranello con pochi secondi sull'orologio, la partita sarebbe finita in patta, in stallo scusami, perché il bianco non ha più dove muovere il re, ma ovviamente su questa mossa Carsten gioca alfiere G7 non cadendo nel tranello del bianco e quindi Rapport si arrende. Come sarebbe potuta continuare la partita, per esempio su alfiere G7, qui il bianco poi catturava e poi pian piano il nero sarebbe andato a dare una scorta a questo pedone e una volta che poi il nero porta a promozione il pedone, la partita è finita. Una partita bellissima dove abbiamo visto un sangue freddo incredibile, dove con meno di un minuto sull'orologio Carsten sacrifica la regina per andare in un finale complesso, finale che sapeva che sarebbe stato in grado di gestirlo meglio rispetto al suo avversario, e così è stato. Quindi che cosa ancora vediamo in questo giocatore che è tanto amato, anche odiato magari per i suoi modi di fare, la sua presunzione, il fatto che arriva in ritardo nei tornei, ma quello che possiamo vedere è che questo è uno dei giocatori più completi che abbia mai visto di scacchi. Lato apertura, lato preparazione teorica, medio gioco, ma soprattutto sui finali. Carsten è veramente il re dei finali e l'ha dimostrato in questa partita. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate e noi ci vediamo lunedì con l'inizio del Black Friday su Mattoscacco. Ciao!